è una sconfitta per il mondo dei ragazzi, perché è vero, esiste questo disagio giovanile, ma sicuramente non è questa la soluzione, non è la rissa, l'aggressione la soluzione, ma vuol dire che la parte adulta del rapporto è sconfitta. Io ritengo che la peggiore sconfitta sia quella del mondo adulto, che non ha ancora trovato il modo di trovare un canale comunicativo. Bisognerebbe ripartire da quel patto generazionale, insegnare ai ragazzi l'emotività, la capacità di gestire l'emotività, che non è cosa semplice nella fase preadolescenziale e adolescenziale. Ma la cosa che è già capitata e che continua a capitare, che mi ha davvero colpita, come sempre, è i ragazzi che filmano. L'età di questi fenomeni gravi si è evidentemente abbassata, e quindi qui c'è, e condivido appieno quello che diceva la collega, c'è un problema culturale enorme, solo che è talmente enorme il problema che anche le soluzioni sono difficili da trovare, nel senso che serve un impegno da parte non solo delle istituzioni ma della scuola, e temo delle famiglie soprattutto, che ho l'impressione, non so neanche di chi stiamo parlando ovviamente, ma ho l'impressione che insomma, come dire, forse le famiglie debbano farsi degli esami di coscienza di fronte a queste cose, nel senso che chiunque capisce che nemmeno a 13 anni è quella la soluzione per risolvere eventuali conflitti o comunque eventuali incomprensioni. Ecco.